Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. A Niscemi il terreno continua a muoversi e resta l'incertezza sul futuro di molte abitazioni. Oggi riaprono le scuole, mentre proseguono le attività di assistenza alla popolazione per il recupero degli effetti personali nelle case evacuate. Rinviati i funerali dei 3 cacciatori trovati morti a Montagna Reale nel Messienese. Le salme restano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Proseguono le indagini su una dinamica ancora oscura e il mistero di un quarto uomo. Faida familiare in chiave shakespeariana a Palermo, una storia di giovani amori che finisce con un arresto e 5 denunce dopo una notte di violenza per strada. Nel siracusano non si ferma la scia di intimidazioni contro i commercianti. È esplosa una bomba carta davanti alla porta di un negozio di elettrodomestici ad Avola. La sindaca: così si colpisce l'economia sana. Storico traguardo per la nautica italiana. A Licata consegnata la prima patente che permette ai giovani di 16 anni di guidare natanti fino a 10 metri. Calcio, il Siracusa battuto anche dal Crotone resta penultimo in classifica, mentre l'Altamura espugna il provinciale di Trapani dopo la sconfitta di Potenza con il Sorrento. Il Catania si interroga sul mal di trasferta. E come avete sentito dai titoli, a Niscemi il terreno continua a muoversi e resta l'incertezza sul futuro di molte abitazioni. Oggi riaprono le scuole, mentre sono in fase di completamento i lavori sulla bretella tra le strade provinciali 10 e 12 e sulla Regia Trazzera San Michele di Ganzaria Niscemi. Proseguono le attività di assistenza alla popolazione per il recupero degli effetti personali, con circa 600 interventi di accompagnamento nelle case evacuate. Ma sentiamo Gerry Italia. A una settimana esatta dalla frana che ha ferito Niscemi, il paese si risveglia sotto un sole pallido, un segnale di tregua dopo 48 ore di pioggia incessante che hanno fatto temere nuovi crolli lungo il fronte del dissesto. Con il miglioramento del meteo, i vigili del fuoco sono tornati sul costone per nuovi sopralluoghi, all'indomani del crollo della palazzina di 3 piani rimasta per giorni in bilico prima di cedere. Al momento non si registrano ulteriori collassi di edifici, ma il versante continua a muoversi. Si segnalano distacchi di terreno anche nelle ultime ore che impongono una rivalutazione costante delle condizioni di sicurezza. L'attenzione resta concentrata soprattutto sulla zona rossa, la più esposta, dove si valuta il potenziamento dei sistemi di monitoraggio per garantire la sicurezza dei residenti, delle squadre di soccorso e delle forze dell'ordine. Dopo oltre una settimana di stop forzato, il sindaco ha disposto la riapertura delle scuole, un segnale importante per la città e per le famiglie colpite dall'emergenza. Verificheremo se c'è l'assistenza psicologica, c'è tanta attenzione soprattutto per i nostri bambini, per le insegnanti, e dobbiamo ripartire. Niscemi intanto è accolto anche Cateno De Luca. Il leader di Sud Chiama Nord ha lanciato una proposta per affrontare l'emergenza abitativa: 50 milioni di euro per acquistare case sfitte nel centro urbano e assegnarle alle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Una soluzione che secondo De Luca consentirebbe di dare risposte rapide agli sfollati e allo stesso tempo sostenere l'economia locale. E mentre il paese prova a ripartire, nel quartiere Sante Croci resta un'immagine che racconta più di ogni parola la forza di Niscemi. Tra macerie, crepe e strade ferite, la croce che ricorda la frana del 97 è ancora lì, in piedi. I rilievi tecnici confermano che non ha ceduto nonostante i movimenti del terreno e i distacchi del versante. Oggi quella croce diventa un punto di riferimento silenzioso per gli abitanti, un simbolo di resistenza, un segno che si ostina a resistere dove tutto sembra instabile. E uno smottamento improvviso si è verificato a Ritiro, alla periferia di Messina, dove ha piovuto per 48 ore. 2 famiglie hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. Il fronte della frana, lungo la strada comunale che porta a San Michele, ha investito una palazzina di 2 piani che un tempo ospitava un panificio. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno dichiarato l'area zona rossa. Sempre per le forti piogge è crollato un muro dal costone roccioso nella zona del castello di Carini. Rinviati a data da destinarsi i funerali dei 3 cacciatori trovati morti a Montagna Reale nel Messinese. Le salme restano a disposizione dell'autorità giudiziaria, che non ha ancora concesso il nulla osta, mentre continuano le ricerche di indizi sul luogo della strage. Desiree Ferlito.
Le onoranze funebri avevano già sistemato i corpi nelle bare e affisso i necrologi, ma i funerali dei 3 cacciatori trovati morti il 28 gennaio in Contrada Caristia, a Montagna Reale, sono stati rinviati a data da destinarsi. Alle famiglie è stato comunicato che le salme restano a disposizione dell'autorità giudiziaria, che non ha ancora concesso il nulla osta. Per Antonio Gatani, 82 anni, era previsto la partenza del feretro dall'ospedale Papardo di Messina verso Patti, dove nel pomeriggio di ieri si sarebbe dovuto celebrare il funerale. Oltre agli esami sui cadaveri continuano le ricerche di indizi sul luogo della strage, tuttora interdetto, e l'analisi dei dati dei telefoni cellulari agganciati alla cella della zona. Restano molti interrogativi sulla presenza di un quarto uomo, compagno di caccia di Gatani, che avrebbe riferito di essere partito con lui quella mattina per poi lasciarlo solo. L'autopsia ha escluso l'ipotesi di suicidio o incidente. Tutte e 3 le vittime, Gatani e i fratelli Giuseppe e Davis Pino, di 44 e 26 anni, sono state colpite frontalmente da colpi d'arma da fuoco, uno dei quali esploso a distanza ravvicinata. Ulteriori elementi potrebbero emergere dagli esami balistici e dai dati del GPS del cane di Gatani, rimasto inspiegabilmente in auto durante la battuta di caccia. La dinamica dell'omicidio e l'identità dell'assassino restano al momento un mistero. Una storia di giovani amori finita con un arresto e 5 denunce. Faida familiare dai toni shakespeariani a Palermo, notte di violenza in via Monfenera. Desiree Ferlito. Una storia di giovani amori, gelosie familiari e degrado urbano che sfocia nell'ennesima notte di violenza a Palermo. È quanto accaduto in via Monfenera, dove i carabinieri sono intervenuti per sedare una violenta rissa che ha coinvolto una quindicina di persone, appartenenti a 2 nuclei familiari contrapposti. Il bilancio è di un palermitano di 32 anni arrestato in flagranza per resistenza e violenza pubblico ufficiale e di 5 persone, 4 donne e un uomo di età compresa tra i 18 e i 54 anni, denunciate in stato di libertà per rissa. All'origine dei fatti una relazione sentimentale tra 2 diciottenni, diventata miccia di tensioni e rivalità. Le prime avvisaglie si erano già registrate in mattinata con uno screzio avvenuto nella zona di Ballarò, ma è stato intorno alle 22 che la situazione è definitivamente degenerata. Dalle parole si è passati alle mani e la strada si è trasformata in un ring improvvisato. Durante la rissa particolarmente violenta, 3 donne si sarebbero aggredite, colpendosi anche con caschi da motociclista. Una di loro ha riportato la frattura del naso, mentre un'altra è rimasta ferita a un orecchio, in una sequenza di momenti concitati che ha seminato caos e paura sotto gli occhi dei residenti. All'arrivo dei militari gli animi sembravano essersi placati, ma proprio in quel momento il 32enne ha tentato di riaccendere lo scontro, cercando di avventarsi contro alcuni dei partecipanti alla rissa. Fermato dai carabinieri, l'uomo ha reagito con minacce e aggressioni nei confronti dei militari, rendendo necessario il suo arresto. Maschere di carnevale, costumi per bambini e gadget. Sono oltre 11.000 gli articoli non conformi e potenzialmente pericolosi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania in un esercizio commerciale di Gravina di Catania. Gli articoli erano sprovvisti delle minime indicazioni previste dal Codice del Consumo, oltre che delle informazioni sul luogo d'origine e di produzione e del marchio CE. Al titolare della ditta, un cittadino cinese, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro. E la devozione per Sant'Agata è gratuita. Monsignor Barbaro Scionti smentisce le voci riguardanti i presunti ingressi a pagamento per la partecipazione alle celebrazioni religiose in cattedrale. La preghiera personale, la partecipazione alle messe e i momenti di raccoglimento spirituale sono e rimarranno sempre libere e gratuite, spiega. Nei giorni della festa catanese l'accesso ai fedeli sarà regolato esclusivamente dalle vigenti norme di sicurezza. La capienza massima sarà di 3.000 persone per la messa dell'Aurora e 2.500 persone per il solenne pontificale. Per i diversamente abili sono state previste apposite rampe. L'uscita dei fedeli avverrà attraverso la porta laterale della cattedrale e durante le festività di Sant'Agata il Comune di Catania ha introdotto tariffe taxi agevolate per favorire la mobilità e ridurre il traffico nel centro storico. Fino al 6 febbraio dalle 10 alle 20 è previsto un costo fisso di 10 euro da qualsiasi zona della città verso il centro storico, valido fino a 4 passeggeri. E sempre a Catania un automobilista non si ferma all'ALT, si dà alla fuga e investe un agente delle volanti. Tonino De Mana.
Non si ferma all'alt, scappa a tutta velocità in pieno centro, danneggia alcune auto in sosta, rischia di travolgere alcuni passanti e infine investe un poliziotto sceso dall'auto di servizio per bloccarlo. Protagonista un catanese di 34 anni, noto alle forze dell'ordine, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La folle corsa inizia nella centralissima piazza Europa quando l'automobilista spericolato, poi risultato senza patente perché mai conseguite ed assicurazione, forza il posto di blocco dandosi alla fuga. È a quel punto che la volante si mette all'inseguimento e nel tentativo di scongiurare pericoli per gli altri automobilisti chiede il supporto di altre pattuglie. Una di queste arriva in via Gabriello Carnazza e si mette di traverso per sbarrare la strada cercando di impedire il passaggio. Uno dei poliziotti scende dall'auto e viene travolto, riportando feriti alle gambe, guaribili in 15 giorni. L'altro collega invece riesce a bloccare il fuggitivo. Per lui l'ultima corsa è in questura ed infine nel carcere di Piazza Lanza. Nel siracusano non si ferma la scia di intimidazioni contro i commercianti. Una bomba carta è stata posizionata davanti alla porta di un negozio di elettrodomestici ad Avola. Nella città è il primo caso, dopo anni di calma, indagano polizie e carabinieri. La sindaca dice: così si colpisce l'economia sana. Francesco Aloi. I segni dell'ultima bomba carta sono ancora ben visibili. Nel siracusano la criminalità continua ad andare per la sua strada, nonostante numerosi vertici in prefettura. Così, nella notte tra sabato e domenica, ecco un'altra intimidazione. Qui siamo ad Avola. Da anni non si registravano episodi del genere. Ho sentito un boato, un rumore di una bomba che mi chiedevo che festa fosse, ma poi dopo ho pensato che poteva essere un atto intimidatorio. Questo piccolo negozio di elettrodomestici è soltanto l'ultima delle attività prese di mira in provincia. Sui social, intanto, è subito arrivata la solidarietà della sindaca Cannata, che ha scritto: colpire chi lavora significa colpire la libertà, l'economia sana. La richiesta poi è sempre la stessa: più controlli. Ci vorrebbero sì più controlli e giustamente più forze dell'ordine comunque, sai, in giro, insomma, qualcosina del genere. Ci vorrebbero, sì. No. Ma voi commercianti vi sentite sicuri? Potrei dire sì, potrei dire di no. Dalle immagini delle telecamere, polizia e carabinieri dovranno dare un volto e un nome a chi ha posizionato l'ordigno rudimentale. Una deflagrazione nel mezzo della notte che qui hanno sentito tutti. E pensare che lunedì scorso a Floridia si era riunita l'assemblea regionale della Federazione Antiracket. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare della prima patente nautica ai sedicenni e del Punto Agata, un nuovo format. Storico traguardo per la nautica a Licata, consegnata la prima patente D1, il nuovo titolo che consente ai ragazzi di 16 anni di guidare un'imbarcazione. Davide Sardo. Un passo storico per la nautica italiana. A Licata, in provincia di Agrigento, viene consegnata la prima patente D1, il titolo che apre il mare ai giovani di soli 16 anni. Una vera rivoluzione per le nuove generazioni. Il candidato ha completato il percorso formativo iniziato a dicembre, conquistando un traguardo finora inesplorato. La patente D1 consente di guidare natanti fino a 10 metri con motori tra i 30 e 85 kW, esclusivamente di giorno ed entro 6 miglia dalla costa. Il corso è pensato per essere sicuro e accessibile, comprende lezioni teoriche e si conclude con un quiz finale senza la necessità dell'esame pratico in mare. E permette di guidare moto d'acqua, che è una cosa molto ricercata solitamente, e imbarcazioni anche fino a 12 metri di lunghezza. I minorenni fino a 10 metri, poi però una volta raggiunta la maggiore età possono anche condurre imbarcazioni fino a 12 metri. Fino a 115 cavalli e 6 miglia dalla costa, quindi mi sembra una buona opportunità soprattutto per avvicinare al diporto nautico. Come tu sai, insomma, io sono un appassionato e penso che sia veramente un'attività che in qualche modo ti mette a contatto con la natura. Con questa prima patente la nautica italiana guarda al futuro, formazione sicura, accessibile e giovani sempre più protagonisti al timone. Il mare è pronto ad accoglierli e i giovani possono finalmente salpare con consapevolezza e libertà. Un nuovo racconto di Sant'Agata prende forma con Punto Agata, il talk di Antenna Sicilia Telecolor e Sicilia Web, un dialogo in stile podcast ma a teatro al Gatto Blu dal vivo il pomeriggio del 3 febbraio. Eva Spampinato.
Ci avviciniamo alla festa di Sant'Agata e quest'anno Antenne Sicilia, Telecolor e il sito Sicilia Web scelgono di raccontarla con uno sguardo nuovo, capace di parlare ai giovani ma non solo. Un progetto del social team che nasce da una riflessione profonda sui valori della Santa Patrona di Catania, figura che va oltre il simbolo religioso e si fa sorprendentemente contemporanea. Da qui nasce Punto Agata, un talk di 3 ore a teatro sul palcoscenico del Gatto Blu. 10 ospiti con la formula del podcast dal vivo si alterneranno parlando delle proprie storie con Giovanni Sant'Angelo, accompagnato da Giulia Tipo, per raccontare il loro punto fermo, ciò che li ha guidati lungo il percorso verso l'affermazione. Un confronto che attraversa mondi diversi, dal marketing al business, dalla musica alla fama sui social, per un parterre di ospiti giovani e di successo che esploreranno l'importanza di avere dei punti fermi, come il messaggio di coerenza lasciato da Sant'Agata. L'appuntamento è per il 3 febbraio alle 17 al Gatto Blu. I posti sono limitati. Sulle nostre pagine social potrete trovare il link per prenotare i biglietti. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio. Parliamo di calcio, Siracusa che illude i suoi tifosi con il vantaggio iniziale di Contini, ma che ancora una volta viene rimontato e battuto anche dal Crotone. Azzurri che perdono 3-1 restando al penultimo posto in classifica. Marco Petrolito. Quarto colpo consecutivo per il Siracusa di Marco Turati, che al De Simone cede 3-1 ad un Crotone più solido, cinico e ben organizzato. Gli azzurri avevano illuso il pubblico di casa passando in vantaggio con Contini, ma nel giro di pochi minuti sono stati ribaltati dai calabresi, che hanno poi chiuso i conti nella ripresa. Inizio di gara bloccato, con ritmi bassi e squadre attente soprattutto a non scoprirsi. La prima vera occasione si registra al minuto 25 con Limonelli che libera Arditi, il cui sinistro viene neutralizzato da Merelli. 2 minuti dopo arriva il vantaggio Retuseo, Gudelevicius viene atterrato in aria da Groppelli e dal dischetto Contini non sbaglia, firmando l'1-0. La reazione del Crotone però è immediata. Al 35esimo Farroni è costretto ad una grande parata su Zunno e al 37esimo lo stesso attaccante trova il pari con una bella giocata personale, liberandosi di Puzzone e battendo con una precisa conclusione il portiere Retuseo. Il Siracusa accusa il colpo e nel recupero del primo tempo subisce anche la rete del sorpasso. Vinicius approfitta della dormita della difesa azzurra e firma il 2-1 con cui si va all'intervallo. Secondo tempo col Siracusa che alza il baricentro ma fatica a trovare spazi contro una difesa implacabile. E invece il Crotone a rendersi di nuovo pericoloso. Al 62esimo Piovanello impegna Farroni con un diagonale, sugli sviluppi del corner che ne consegue Cancellieri trattiene Gomez in aria. Per l'arbitro è rigore, con lo stesso attaccante che lo trasforma. Nel finale gli azzurri tentano una reazione d'orgoglio, ma le occasioni sono poche, a parte un tiro alto di Di Gesù e qualche mischia non succede più nulla. Il Crotone controlla senza affanni, portando a casa i 3 punti più che meritati. Per il Siracusa invece un'altra serata amara, la situazione infatti si complica e con una squadra che aveva trovato un'amalgama e sembra essere ripartita da zero, serve una rapida inversione di tendenza per uscire dai bassi fondi della classifica che adesso la vede da sola al penultimo posto. Trapani sconfitto al Provinciale per 1-0 dall'Altamura, decide un gol di Curcio al 37esimo del primo tempo. Franco Cammarasana. Prima sconfitta stagionale al Provinciale per il Trapani, che deve cedere l'intera posta all'Altamura al termine di una partita che i Granata avrebbero meritato quantomeno di pareggiare. Gara segnata dagli episodi, disturbata nel primo tempo da una pioggia fittissima. Proprio il terreno impanato al 37esimo ha frenato un'azione offensiva della squadra di Aronica, favorendo una ripartenza veloce di Rosafio che ha servito l'accorrente Curcio, abile a mettere a segno la sua 4ª rete stagionale. In precedenza, al 20esimo, il Trapani aveva chiesto invano un calcio di rigore per una vistosa trattenuta di Marcolini in area. Poi sempre Trapani catapultato in avanti, creando diverse occasioni alla ricerca del gol del pari, giunto al 41esimo della ripresa con una conclusione di testa di Kirwan su un cross di Marcolini. L'arbitro però annulla dopo aver rivisto l'azione al FVS. Poi è Fabrizio Alastra, portiere nato a Trapani, ad ergersi a protagonista, sventando a tempo scaduto almeno 3 occasioni del Trapani, consegnando così il successo alla squadra pugliese. Dopo la sconfitta di Potenza col Sorrento, il Catania si interroga sulla differenza di rendimento fra le partite interne e quelle esterne. Al Viviani è mancata anche la capacità di reagire e alcune scelte iniziali hanno fatto discutere. Marco Carli.
La terza sconfitta stagionale, il 3-1 subito a Potenza dal Sorrento, fa riemergere in casa Catania il deficit di rendimento fra le gare interne e quelle lontano dal Massimino. 12 partite giocate e solo 4 vittorie, 14 gol fatti e 14 subiti. Il rendimento esterno etneo non è all'altezza di una squadra che deve vincere il campionato. La dobbiamo invertire in tutti i modi, da qui alla fine del campionato, se vogliamo rimanere attaccati al primo posto. Il tema della partita non è solo questo, perché il Catania parte forte in tutti i sensi. Il suo attaccante segna su assist del solito imprendibile Lunetta, sembra tutto in discesa, invece il motore si inceppa e poi si ferma. A destra il Catania subisce il 2008 Esposito e Crecco. Carnielutti e Raimo vanno in affanno, il centrocampo non regge, davanti non si crea più nulla. Il Sorrento incredibilmente diventa padrone. Prima segna il pari con Sabatani, solo in area, e poi raddoppia con Crecco. Anche le scelte iniziali fanno discutere. Per quanto riguarda Carnielutti, Mario non aveva i 90 minuti, Pieraccini c'aveva il tutore, quindi lo limitava. Allegretto è adattato in quel ruolo, l'unico giocatore che poteva essere pronto a ricoprire quel ruolo era Carnielutti. Si poteva fare meglio, ma non solo da quella parte, anche in mezzo al campo, anche davanti. L'altro dato è la reazione totalmente assente nonostante le due punte di peso, più Bruzzaniti e D'Ausilio. Il Sorrento addirittura triplica e il Catania riflette. Ha sempre saputo rialzarsi, ma, come dice Toscano, di errori adesso non bisogna commetterne più. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.